Buonasera a tutti, bentrovati. Questa sera terzo appuntamento delle lezioni online, la quinta lezione del nostro corso. Abbiamo qui con noi Manuela Cornelli dall'Abruzzo. L'argomento sono l'olio, i condimenti e le erbe aromatiche. Prego Manuela, a te la parola. Bene, grazie, buonasera a tutti. Ho però un piccolo problema. Ecco, perfetto, il problema non c'è, meno male. Allora, vediamo di che cosa parleremo oggi. Parleremo di olio fondamentalmente, nelle sue declinazioni fondamentalmente extravergine di oliva, solitamente viene detto EVO con l'acronimo, dell'olio vergine e dell'olio lampante. Vedremo le differenze. Parleremo dell'olio di oliva, parleremo dell'aceto balsamico tradizionale, dell'aceto balsamico e poi faremo alcuni cenni sugli altri condimenti, sulle erbe e sulle spezie. Intanto per l'olio vergine di oliva diamo una definizione rapida. È un condimento di origine vegetale estratto dalle drupe dell'olivo, che sono le olive appunto. Considerate che l'olivo viene chiamato, soprattutto per quanto riguarda proprio tutto il mondo vegetale, cultivar. Questa parola, cultivar, viene utilizzata per antonomasia quando stiamo parlando dell'olivo, però in effetti cultivar può essere utilizzata per tutte le specie botaniche. In linea di massima, quando parliamo di cultivar, parliamo proprio dell'olivo. Guardate, ce ne sono tantissime. Le cultivar sono praticamente l'equivalente dei vitigni e l'Italia è sicuramente uno dei paesi che ha maggiormente cultivar diverse. Quando parliamo ad esempio di olio monocultivar, è un po' l'equivalente del vino in purezza, significa che è stata fatta con una sola specie di oliva. Quando parliamo invece di blend, significa che in qualche modo sono entrati in questo olio varie tipologie di olivo. Per i blend attualmente i produttori che lavorano con criterio non fanno una raccolta unica, ma fanno raccolte differenziate, un po' proprio quello che accade anche con le uve, in base a quelle che sono le maturazioni delle olive e dopodiché praticamente la miscela viene effettuata con gli oli che sono già fatti. Una piccola curiosità, le slide con il fondo celeste sono delle curiosità. Diciamo che un certo Mort Rosenblum dice che per molti un'oliva non è altro che una pallina senza importanza in fondo ad un martini. Il martini fu fatto per la prima volta a Roosevelt. Vi ho messo in basso un link, lo metto in varie slide, metto questi link. Se volete potete poi cliccare e vedere, fondamentalmente sono dei video su YouTube in modo da poter approfondire l'argomento. Le olive possono essere da mensa, da olio e possono essere anche a doppia attitudine. Guardate, ce ne sono due importantissime e famose, che sono ad esempio l'oliva ascolana, la tenera ascolana e l'oliva taggiasca. Queste sono entrambe ottime sia per fare olio che per comparire sulla tavola in salamoia. Partiamo dall'inizio di questa avventura dell'olio e vediamo in teoria come viene raccolto. Guardate, quello che vedete nella slide, quei grandi sacchi di juta, in teoria dovrebbe essere qualcosa da mettere nel dimenticatoio. Le olive adesso dovrebbero essere raccolte in cassette, il più possibile piccole, dovrebbero essere raccolte a volte anche senza toccare il terreno. Esistono
degli abbacchiatori, non vediamo questo, guardate quello che è sulla destra della slide, che sono degli abbacchiatori a volte molto molto grandi che cingono l'albero e riescono con una specie di grande ombrello di rete che si pone al di sotto a produrre quella che è la caduta di tutte le drupe mature e la raccolta senza minimamente toccare il terreno. Ritorniamo un attimo indietro e consideriamo che questa raccolta, oltre che con gli strumenti diciamo meccanici, potrebbe essere fatto anche a mano. In questo caso la raccolta a mano si chiama brucatura. Quando si raccolgono le olive? Si dovrebbero raccogliere, diciamo, all'inizio dell'invaiatura. Qui c'è una frase di Gabriele D'Annunzio che dice oleum acerba oliva optimum fieri. Quindi questa oliva deve essere un pochino acerba. Che cosa ne giova poi soprattutto? Il grado di acidità. Diciamo che quando l'oliva non è stramatura, sicuramente la sua acidità sarà più bassa. Considerate che attualmente quelli che sono i nostri paesaggi di olivi secolari probabilmente saranno in qualche modo modificati. Perché? Perché adesso per ottenere l'olio si utilizza fare questa modalità completamente diversa. Questi sono oliveti e sono oliveti super intensivi. Vedete che macchina enorme, scavallante, che sta al di sopra di questi alberi, che sono quindi tenuti ad alberello quasi, bassi e molto vicini. Vedete, abbiamo una densità per ettaro che è incredibilmente superiore a quella alla quale siamo abituati sulle nostre colline. Quindi l'impatto sul paesaggio è veramente importante, però guardate, questa gestione meccanizzata, tutto sommato, si è visto da un punto di vista qualitativo essere forse una scelta ideale, perché c'è un abbattimento importante di quelli che sono i costi, soprattutto relativi alla manodopera, e c'è anche una rapidità di esecuzione. Questo significa che la raccolta delle olive, il conferimento immediato in frantoio, alla fine ci farà ottenere un olio qualitativamente superiore. Vediamo un po' che cosa accade quando queste olive arrivano in frantoio. Possiamo avere, diciamo, tre tipologie: il cosiddetto frantoio di tipo tradizionale, il continuo e poi il sinolea. Le olive, una volta arrivate nel frantoio, devono subire il lavaggio, la defoliazione e poi la cosiddetta molitura o frangitura, la molitura attraverso le molazze e la frangitura attraverso dei dischi o dei martelli e la cosiddetta gramolatura. Che cos'è la gramolatura? Non è altro che l'impastamento di queste olive che vengono rotte attraverso le molazze che possono essere di acciaio, di granito, oppure questi martelli o questi dischi, per far sì che si abbia alla fine una pasta di olive con una grande miscela importante per poter ottenere poi, per poter avere la possibilità di separare l'acqua, che è l'acqua di vegetazione, la parte oleosa vera e propria e la parte poi, diciamo, delle sanze, che sono quelle che andranno diciamo, su filiere diverse. Considerate che poi anche dalla parte solida si potrà ottenere un olio ovviamente di qualità decisamente più bassa.
La pressa può essere tradizionale e il decanter è il sistema continuo. Vediamoli un attimo. Vediamo un attimo che cos'è il sistema tradizionale. Si chiama così proprio perché fa parte della tradizione. In che cosa consiste? Consiste nell'inserire all'interno di questi dischi che si chiamano fiscoli, che sono come delle grandi ciambelle che venivano fatti di canapa o di fibra di cocco, attualmente sono praticamente tutti in fibra sintetica. Dicevo, consiste nel mettere all'interno di questi fiscoli la pasta di olive che noi abbiamo ottenuto dopo la frangitura, dopo la molitura e dopo la gramolatura. Che cosa accade dopo che noi mettiamo la pasta di olive in questi dischi? Questi dischi vengono inseriti su queste grandi presse e poi abbiamo una specie di pistone, di stantuffo che spinge questa colonna. La pressa va appunto in pressione. Sapete che il liquido non può essere in nessun modo compresso e quindi tutto quello che è acqua di vegetazione e sostanza oleosa, quindi l'olio vero e proprio, uscirà da questi fiscoli sia nella parte esterna che nella parte interna. Si vede nella prima pressa, nella parte della colonna centrale, si vede un foro in alto. Queste colonne centrali sono comunque tutte quante forate in modo da permettere la discesa dell'olio. Guardate, questo sistema tradizionale che da tanti molto attaccati alle tradizioni, come dice il nome stesso, viene considerato il migliore, in effetti sta cadendo in disuso per una serie di situazioni che sono non proprio valide per ottenere il massimo della qualità. Con questo sistema noi abbiamo una notevole esposizione alla luce, considerate che l'olio è fotosensibile ed è anche termosensibile, ma soprattutto abbiamo una scarsa igiene. Perché? Perché questo è un sistema di tipo discontinuo e quindi io appena ho terminato quella che è la pressatura di una pasta di olive, dovrò nuovamente ripulire i fiscoli e riempirli con della nuova pasta. Capite che nel momento in cui sono tonnellate e tonnellate in arrivo le olive in questi frantoi, non si potrà in nessun modo pensare di ottenere una pulizia millimetrica e importante. Quindi potrebbe accadere, ad esempio, che se una partita di olive che sono state attaccate dal verme, oppure dalla cosiddetta mosca olearia, oppure che sono state in qualche modo a contatto con il terreno o che comunque avevano delle patologie di qualunque genere, sicuramente conferiranno alle successive pressature questi difetti. Il sistema continuo è invece qualche cosa di diverso. Nel sistema continuo sono delle macchine veramente molto molto grandi, entrano queste grandi quantità di olive che sono state precedentemente lavate e defogliate e queste olive vengono o frante con i martelli o con i dischi e dopodiché entrano in un enorme decanter, immaginatevi una grandissima centrifuga che riesce a separare le tre masse, cioè la massa solida vera e propria, riferito appunto alle esanze, la massa liquida riferita all'acqua di vegetazione e alla parte oleosa vera e propria. Poi se qualcuno vuole approfondire l'argomento può vedere
quello che è un sistema continuo bifasico e un sistema continuo a 3 fasi. L'ultimo sistema importante è quello cosiddetto a percolamento. La macchina si chiama Sinolia ed è stata, diciamo, realizzata da Rapanelli a Foligno. Ecco, questa è una macchina molto particolare, un po' complicato ottenere il vino, scusate, l'olio attraverso questa macchina. Perché? Perché entrano le olive sottoposte alla frangitura e alla gramolatura, quindi questa pasta gramolata entra in questa macchina e l'olio avrà un'estrazione particolarmente delicato. Si sfrutta la parte, la capacità dell'olio di aderire a delle lamelle metalliche, al contrario dell'acqua, e quindi queste lamelle entrano ad intermittenza all'interno di questa pasta, quindi immaginatevi che delicatezza questa lamella che entra, che poi si risolleva e in qualche modo imbibita di olio, dopodiché ci sarà una parte generalmente di gomma che toglie questa parte oleosa e quindi in questo caso l'olio viene più che altro sollevato dalla massa, più che estratto per pressione. Considerate che ovviamente questa delicatezza farà sì che comunque alla fine la massa avrà dentro di sé ancora tanto olio e quindi poi questa massa, dopo aver subito questo processo, entrerà comunque nel decanter per un'estrazione sempre per centrifuga. C'è qualche domanda? Al momento no, i corsisti sono abituati, se hanno domande le scrivono in chat, poi Bene, quando tu mi chiedi ok. io te le pongo. Perché io vedo soltanto la mia slide, Sì, non sì, ma tu vedo la non ti chat. preoccupare, te le pongo io quando vuoi fare un attimo di Perfetto, pausa, mi chiedi, se ce ne sono te le giro. benissimo. Allora, bene, siamo arrivati in qualche modo all'olio di oliva. E guardate, questo olio di oliva viene dichiarato vergine. Perché? Perché non è altro che l'estratto del frutto, quindi della drupa, attraverso un'estrazione di tipo meccanico. Vedete, io ho parlato esclusivamente di processi di tipo fisico, non certo chimico. Questo olio così ottenuto, che viene chiamato vergine, diciamo in senso lato, si divide in extravergine, vergine e lampante. Ovviamente l'extravergine è al vertice della qualità, è quello che si trova maggiormente sul mercato italiano. Nel mercato estero trovate anche l'olio vergine che ha dei parametri leggermente più laschi, diciamo che si può arrivare ad esempio ad un'acidità maggiore, nell'extravergine il massimo consentito è 0,8, in alcune DOP questo 0,8 scende a 0,6, ma vi assicuro che nella nostra produzione 0,6 è già un parametro molto molto alto, le nostre acidità sono sempre decisamente più basse. E poi c'è il cosiddetto olio lampante. Guardate, questo non può entrare nel mercato, pur essendo estratto esclusivamente con processi di tipo meccanico, ha dei parametri che non lo rendono edibile, quindi non può entrare nel mercato. Che cosa si fa con questo olio lampante? Intanto vedete il nome, si chiama lampante perché fino a qualche anno fa, parecchi anni fa, veniva fondamentalmente utilizzato per l'illuminazione. Adesso ovviamente non abbiamo più l'illuminazione con l'olio,
quindi la lampada che vedete in basso oramai viene utilizzata soltanto come un soprammobile e non di più, però ovviamente questo olio lampante non viene buttato. Che cosa si farà con l'olio lampante? Guardate, tutta questa grande quantità di olio entrerà poi diciamo in un altro genere di filiera, entrerà nell'industria di tipo chimico. Perché? Perché subirà dei processi attraverso i quali verrà deacidificato, decolorato, deodorato, quindi attraverso dei passaggi con tutta una serie di solventi, alla fine noi avremo un olio che si presenterà come assolutamente quasi trasparente, come se fosse acqua, con la parte, diciamo, tattile che comunque ci ricorda l'olio, però è un olio che organoletticamente sarà decisamente povero. Bene, se noi a questa massa così ottenuta andremo ad aggiungere una percentuale, attenzione, la percentuale non ha parametri di legge, quindi può essere anche una percentuale bassissima, intorno al 5, al 10% di olio extravergine di oliva. Questo olio qui può a questo punto rientrare nel mercato con la dicitura olio di oliva. Quindi questa è la differenza fondamentale che c'è tra l'olio di oliva e l'olio di oliva vergine o extravergine. Guardate, tanti di voi probabilmente diranno: noi non compriamo olio di oliva, compriamo solo l'extravergine. Però questo olio di oliva entra in maniera importante nella nostra alimentazione. Perché? Perché ad esempio il tonno è fatto con l'olio di oliva. Non so se avete mai visto il colore dell'olio del tonno, è quasi bianco, sembra quasi come se fosse acqua. E così l'olio di oliva viene utilizzato nelle importanti industrie dolciarie, quindi entra nei biscotti, nelle merendine e così via. Quindi l'importante per il consumatore è conoscere questa fondamentale differenza. Guardate, l'olio extravergine di oliva, per diventare tale, deve avere dei parametri di tipo chimico, e quindi vi ho parlato ad esempio della acidità. Attenzione, l'acidità si misura esclusivamente con un'analisi chimica. L'acidità non viene assolutamente parametrata attraverso il nostro assaggio. L'acidità dell'olio organoletticamente non viene percepita. Noi attraverso l'assaggio dell'olio dobbiamo percepire soprattutto l'eventuale, ovviamente l'assenza, quindi l'eventuale presenza, ma soprattutto l'assenza, per far sì che sia dichiarato extravergine, dei difetti e la presenza dei pregi. Come si fa questo assaggio? Guardate che l'assaggio è obbligatorio, altrimenti l'olio non può essere dichiarato extravergine. Quindi affinché l'olio sia evo, deve superare l'esame di un panel di degustatori. Guardate, la parola panel che trovate all'inizio significa gruppo. E il panel test non è altro che il test che questi giudici sensoriali, che sono generalmente esperti, addestrati e allenati, fanno sui campioni di olio. Questo olio viene analizzato in bicchierini che sono colorati per evitare quelle che sono le eventuali influenze del colore dell'olio sull'occhio del giudice. Sono, vedete, dei bicchierini senza gambo che vengono generalmente serviti su una specie di fornelletto
letto. Se ovviamente in maniera più casalinga non avete il fornelletto, potete utilizzare le vostre mani. Io adesso non so, vi è stato richiesto di prendere un'eventuale tazzina con l'olio di oliva? Avevo mandato comunicazione, sì. Perfetto, benissimo. Allora, immaginiamo di avere questo piccolo bicchierino, che può essere anche quei bicchierini di carta, diciamo, del caffè monouso. Inseriamo dell'olio all'interno di questi bicchierini e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in qualche modo cingere questo bicchierino e scaldarlo con le nostre mani. Perché? Perché dobbiamo cercare di far salire un pochino la temperatura dell'olio per far sì che l'olio possa sprigionare al meglio tutte le molecole olfattive che noi dobbiamo poi andare in qualche modo a riconoscere. I degustatori hanno ovviamente una cupoletta in vetro su questi bicchierini da assaggio, noi in maniera casalinga la cupoletta non ce l'abbiamo e quindi non dobbiamo far altro che mettere la mano sul nostro bicchierino per cercare di far sì che questi odori si possano concentrare all'interno di questo bicchierino. A questo punto avviciniamo il bicchierino al naso, alziamo la mano e inseriamo il nostro naso dentro al bicchierino e sentiamo quali sono i profumi. Guardate, i pregi dell'olio sono avere il fruttato, essere amaro ed essere piccante. Guardiamoli queste tre voci, guardiamole. Fruttato è riferito fondamentalmente ad una peculiarità di carattere olfattivo. Dobbiamo riconoscere nell'olio delle proprietà, dei marcatori che in qualche modo ci ricollegano a che cosa? Ad esempio alla mandorla, oppure alla mela, alle erbe selvatiche, al carciofo, ai fagiolini. Possono essere tanti gli agganci olfattivi che noi possiamo trovare all'interno dell'olio. Poi dobbiamo avere un carattere di tipo gustativo, che è l'amaro, e un carattere di tipo tattile, che è il piccante. Come facciamo? Allora, dopo aver annusato l'olio, inseriamo nel cavo orale una piccolissima quantità di olio. Mi raccomando, fate sì che sia veramente piccola. Dopodiché i panelisti eseguono il cosiddetto strippaggio, che consiste nell'insufflare all'interno del cavo orale dell'aria esterna. Questo perché si genera un movimento di quelle che sono le molecole olfattive che possono essere riconosciute in maniera più importante attraverso le sensazioni retronasali e poi in questo modo amplifichiamo anche quelle che sono le parti gustative relative all'amaro e le parti tattili relative soprattutto al piccante. In che cosa consiste lo strippaggio? Consiste nel fare questa cosa. Allora, sembra un po' da trogloditi. E in effetti considerate che in un panel, quando ci sono 10-15 persone che eseguono lo strippaggio, c'è un concerto importante. Però è in effetti qualcosa di efficace per amplificare questi, diciamo, questi caratteri dell'olio. Quali potrebbero essere i difetti?
I difetti potrebbero essere ad esempio il riscaldo, l'avvinato, il rancido, l'odore di muffa, il verme, viene chiamato verme perché è un carattere fondamentalmente di tipo olfattivo che viene rilasciato all'olio dalle olive che vengono raccolte dopo aver avuto l'attacco della mosca olearia e quindi praticamente le larve all'interno della drupa. Il riscaldo è un difetto che noi abbiamo all'interno dell'olio quando le olive non vengono immediatamente portate al frantoio. È un difetto di tipo fermentativo e si chiama riscaldo proprio perché nella massa delle olive incomincia ad esserci una temperatura più elevata. Un altro difetto importante nell'olio che oltretutto compare sempre se l'olio viene lasciato all'aria è il cosiddetto difetto del rancido. E siccome ho detto se l'olio viene lasciato all'aria, capite che questo non è un difetto di tipo fermentativo, ma è un difetto di tipo ossidativo. In basso vedete qualche link per poter fare degli approfondimenti. A titolo di curiosità, come vedete c'è lo sfondo celeste, l'olio cantale è quella molecola all'interno dell'olio, è un derivato polifenolico, che è la molecola responsabile del piccante. Adesso sono io a fare una domanda però a te. C'è qualcuno che ha fatto la prova? Non lo so perché non li vedo. Sono bravi perché una delle disposizioni del corso è tenere spente le telecamere per Eh evitare di sì, fare... sì, sì, perché così il segnale è più È più importante, pulito, ma ce lo è più faremo pulito. raccontare di sicuro. Sì, perché che cosa potrebbe essere successo? Potrebbe essere successo che qualcuno ha incominciato a tossire. Perché questo piccante ovviamente nel momento in cui arriva nella parte rinofaringe provoca questa tosse così importante. Considerate che se dovete provare una batteria importante di oli, ovviamente per determinare l'extravergine, tra un olio e l'altro è bene mangiare un piccolo spicchio di mela molto acerba. Generalmente vengono date le mele quelle verdi. Bene, una piccola curiosità, come si conserva l'olio extravergine? Guardate, cerchiamo di evitare le lattine da 5 litri, perché nella lattina da 5 litri il difetto del rancido è assicurato, a meno che non si consumi nell'immediato. Quindi se il consumo è ovviamente un consumo familiare relativamente moderato, questa lattina dovrebbe essere immediatamente travasata in 4 bottiglie. L'importante è che siano scure, oppure messe in una credenza lontane dalla luce, da litro, e in 2 bottiglie da mezzo litro. Che cosa si deve fare? Praticamente si consuma mezzo litro alla volta. Quando le 2 bottiglie da mezzo litro saranno a loro volta terminate, si travasa quella da litro e così via. In questo modo si evitano tutti quelli che sono i passaggi a contatto con l'ossigeno e soprattutto si evita quella camera d'aria che si forma al di sopra del recipiente mezzo vuoto che fa procedere in maniera importante tutti i processi di tipo ossidativo. Tenerle lontane anche da fonti di calore. Generalmente il di sotto del lavandino non è proprio l'ideale. In tante famiglie si tiene lì l'olio, quindi cerchiamo di tenerlo lontano dalle fonti di calore. Esiste un nuovo contenitore che è il bagging box.
Il baking box è un contenitore valido perché, come sapete, nel baking box non c'è possibilità di contatto con l'ossigeno. Bene, vediamo un po' quali sono alcune domande. Diciamo, che cos'è l'olio di prima spremitura? Ha senso questa espressione? Generalmente quando si fanno lezioni in presenza e c'è una possibilità di interazione immediata, alla domanda che cos'è l'olio extravergine si risponde l'olio di prima spremitura. Guardate, avete visto che praticamente questa frase in effetti non ha senso. Avete visto la differenza che c'è tra l'olio extravergine di oliva e l'olio di oliva, e quindi questo è importante tenerlo presente quando si vanno ad acquistare le cose. L'olio estratto a freddo è un'altra di quelle espressioni che non ha senso. Generalmente nelle filiere, soprattutto adesso si sta molto attenti alla qualità, quindi soprattutto nei frantoiani seri non si utilizzano mai acque aggiunte a temperatura molto elevata. Abbiamo visto che non si riesce a sentire l'acidità dell'olio con l'assaggio. L'acidità dell'olio quindi viene misurata esclusivamente con un'analisi e poi è importante scegliere l'olio adatto per ogni piatto, e questa è una domanda proprio per noi sommelier, è molto importante. Gli oli tra di loro sono straordinariamente diversi, hanno qualità organolettiche che vanno dal dolce al piccante e all'amaro, e quindi in base alla tipologia del piatto, ai profumi che vogliamo in qualche modo esaltare o accompagnare, dobbiamo scegliere il nostro olio extravergine di oliva. Una piccola slide per quelle che sono due vostre cultivar molto utilizzate, Casaliva, Trepp, e la cartina con le vostre due DOP, il Garda DOP e il Veneto DOP, nelle varie zone, Colli Iberici, Valpolicella e Valpantena, il Veneto del Grappa e i Colli Euganei. Anche qui sotto potete vedere alcuni link per fare degli approfondimenti. Una piccola curiosità, esiste un'oliva che si chiama Leucolea, che è stata salvata, si trova soprattutto in Calabria ed è un'oliva completamente bianca. Viene utilizzata soprattutto, chiaramente la produzione è minima, viene utilizzata soprattutto per oli religiosi, quindi l'olio che viene utilizzato nella cresima, nel battesimo e così via. Vediamo un po' quello che interessa a noi da un punto di vista organolettico, cioè come questo olio può modificare il piatto. Diciamo che da un punto di vista visivo aggiunge quella liquidità untuosa, al naso aumenta la aromaticità e poi in bocca da un punto di vista del gusto regala una tendenza amarognola, e da un punto di vista, diciamo che questa piccantezza è borderline tra il gusto vero e proprio e quello che è il tatto, perché nella parte tattile aumenta l'untuosità e diventa anche piccante. Tra le percezioni multisensoriali, cioè quelle che dobbiamo praticamente dare a non soltanto all'occhio, al naso o alla bocca, abbiamo la persistenza gusto-olfattiva, che voi sapete che è una delle voci che abbiniamo per concordanza, e diciamo che da un buon olio extravergine viene aumentata. Cerchiamo di capire qualche abbinamento. Spaghetti allo scoglio.
Allora, qui abbiamo una bella untuosità presente, abbiamo una succulenza medio-alta, una persistenza gusto-olfattiva anch'essa medio-alta, una aromaticità alta, una speziatura assente, presente soltanto se mettiamo ad esempio del pepe, una sapidità media, una leggera tendenza amara, la tendenza acida negli spaghetti allo scoglio ce l'abbiamo soprattutto se mettiamo del pomodoro, non abbiamo dolcezza, non abbiamo grassezza e abbiamo una tendenza dolce che deriva dall'utilizzo appunto della pasta e dei frutti di mare. La tendenza sarà scusate, la struttura sarà una struttura di tipo medio-alto. Vorrei vedere se si vede il cursore. No, non si vede il cursore, quindi non posso giocare su questo schema. Un altro piatto untuoso potrebbe essere ad esempio un grande brasato. Io ho fatto un omaggio alla mia denominazione più importante, quindi un brasato al Montepulciano d'Abruzzo. Qui ovviamente l'olio sarà un olio decisamente strutturato, il piatto avrà una notevole untuosità e in questo caso che cosa dobbiamo fare? Ci sarà anche una succulenza elevata. Guardiamo dall'altra parte della scheda nell'abbinamento, le due voci importanti del vino devono essere alcolicità e tannicità. Abbiniamo se possibile anche lo stesso vino, quindi sempre un Montepulciano d'Abruzzo e comunque l'importante è che sia un vino con presenza di tannini, di ottima struttura e di titolo alcolometrico piuttosto importante. Nelle trenette al pesto possiamo pensare di fare un abbinamento per tradizione, cioè quell'abbinamento che viene dato dal cibo del posto con il vino del luogo e quindi via ai pigati, ai vermentini e così via. Qui ovviamente avremo una aromaticità che è molto importante e quindi vini profumati. Bene, prima di passare all'aceto balsamico tradizionale, ci sono domande? Domande in chat no, un corsista Guglielmo ha confermato che durante la degustazione dell'olio ha tossito e ha dovuto bere acqua, ha detto. Bene, in questo caso è meglio bere del latte. Comunque va bene, oppure mangiare del pane, comunque va bene anche l'acqua. Bene, passiamo all'aceto balsamico tradizionale. Ho visto che sono meno un quarto. Posso sforare di qualche minuto, però mi hai detto, vero? Non Oltre ti le preoccupare, 21. procedi tranquilla. Bene. Aceto balsamico tradizionale. Attenzione, tutto quello che era importante nell'olio extravergine, adesso avete capito l'importanza della parola vergine, lo trasportiamo per quanto riguarda l'aceto balsamico nell'aggettivo tradizionale. C'è una grandissima differenza tra l'aceto balsamico e l'aceto balsamico tradizionale. Intanto la parola balsamico. Guardate, è un aceto, è un prodotto antichissimo di veramente tradizioni che rimontano a secoli addietro e veniva utilizzato soprattutto dalle farmacie, quindi per le persone malate in convalescenza. Attualmente ha un utilizzo fondamentalmente di tipo edonico. Non è un aceto di vino, è un aceto di mosto. E quindi qui c'è già la prima differenza rispetto agli altri aceti.
ha bisogno di periodi lunghissimi di affinamento. Guardate, il periodo minimo è 12 anni, ma abbiamo anche degli aceti stravecchi per cui superiamo a volte anche 25 anni di affinamenti. Abbiamo due DOP che sono l'aceto balsamico tradizionale di Modena e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Vediamo un attimo che cosa accade. Allora, diciamo che questo mosto viene sottoposto a cottura e ovviamente avviene un processo di caramellizzazione. Il mosto, sapete, contiene zuccheri e quindi avviene la cosiddetta reazione di Maillard. Considerate che questa reazione di Maillard sugli zuccheri arricchisce il prodotto in maniera straordinaria e modifica il quadro organolettico non soltanto da un punto di vista olfattivo, ma anche da un punto di vista gustativo, perché regala quella tendenza amara. Immaginate di mangiare un croccante, tutta la parte dello zucchero caramellato non è soltanto dolce, ma è anche a tendenza amara. Il mosto viene fatto da tantissime tipologie di uve, vari trebbiani, i lambruschi, Sauvignon Blanc. Scusate, qui ho visto un refuso, metterò una N in più, l'ancellotta, il bersebino, l'occhio di gatta, insomma sono tantissime le uve, sono le uve autorizzate nei territori di Modena e di Reggio Emilia. Come affina questo aceto balsamico? Avete visto nella slide precedente una soffitta. Le soffitte sono gli ambienti ideali per l'affinamento dell'aceto. Perché? Perché devono regalare a questo prodotto delle differenze di temperatura. Quindi quello che ad esempio per il vino viene considerato molto spesso come qualcosa di assolutamente negativo, qui invece deve esserci, assolutamente auspicabile. Il delta termico deve essere tra una stagione e l'altra, quindi tra l'inverno e l'estate, e deve essere anche all'interno del giorno, tra il dì e la notte. Questi aceti affinano in contenitori che sono delle piccole botti che vengono chiamate vaselli, che devono essere di essenze diverse. Castagno, ginepro, rovere, ciliegio e così via. Perché? Perché ogni essenza deve dare all'aceto, deve regalare alcune caratteristiche che poi rintracceremo nel prodotto stesso. L'aceto poi verrà commercializzato dopo aver avuto questi affinamenti così lunghi in boccette piccolissime. Considerate che queste boccette, che sono tutte uguali per Reggio Emilia e tutte uguali per Modena, diciamo che quella sferica che è stata disegnata da Giugiaro è quella di Modena, mentre quella a tulipano rovesciato è quella di Reggio Emilia. Sono boccette da 10 cl e hanno prezzi molto elevati. Diciamo che si parte da un minimo di 55 euro e si può arrivare anche a varie centinaia di euro per 10 cl. Quindi consideriamo al litro, questo è un prodotto che costa minimo 550-600 euro. È un grandissimo condimento. Chiaramente va utilizzato realmente con il contagocce, anche perché ne basta pochissimo. È un condimento che ha una potenza organolettica di notevolissimo spessore.
L'aceto balsamico, al contrario dell'aceto balsamico tradizionale, viene fatto sì con il mosto cotto, però diciamo che le masse diventano tre. Non proviene soltanto da mosto cotto, ma da una specie di mix che proviene da mosto concentrato e da mosto che viene vinificato, acetificato, quindi qui abbiamo anche la presenza dell'aceto di vino, e poi queste tre masse vengono unite e hanno tempi diversi perché possono essere affinati in botti di legno grandi, più piccole. Le percentuali di masse possono essere molto diverse. Questo in che cosa riusciamo a capirlo? Riusciamo a capirlo che dal fatto che il panorama dei prezzi dell'aceto balsamico è incredibilmente vario. Nell'aceto balsamico tradizionale il prezzo oscilla di pochissimo a parità, diciamo, di anni di affinamento. Nel balsamico possiamo trovare la bottiglia da 7,50 che costa 4-5 euro e possiamo trovare bottiglie più piccole che invece hanno prezzi decisamente più elevati. Questo dipende proprio dalla filiera a monte che può essere assolutamente diversificata. L'aceto balsamico è un condimento molto diverso rispetto al tradizionale. Può essere addizionato di caramello perché? Perché nell'aceto balsamico non abbiamo quella straordinaria dolcezza che abbiamo nel tradizionale e soprattutto non c'è quella struttura, quella densità. L'aceto balsamico tradizionale è uno sciroppo vero e proprio ed è un qualcosa che regala una leggerissima tendenza acida e soprattutto una straordinaria tendenza dolce. A volte, guardate, può diventare dolcezza quando aggiungiamo questo aceto balsamico tradizionale ai dolci, perché il tradizionale non lo mettiamo soltanto sui cibi salati, ma può essere anche messo ad esempio su un gelato di crema straordinario, può essere messo su una bignè. Non so se avete mai assaggiato i pasticciotti leccesi con l'interno di crema, anche lì una goccia di aceto balsamico tradizionale cambia il sapore. Una piccola curiosità. I vaselli, cioè quelle piccole botti che devono essere di essenze diverse per far sì che l'aceto sia migliore, venivano venivano comperati quando nasceva una figlia femmina. E questa batteria di vaselli veniva poi data in dote alla figlia femmina qua al momento del matrimonio. Quindi nella tradizione questo fantastico condimento ha una filiera di tipo femminile. Adesso ovviamente tutte queste cose non esistono, sì, senz'altro, però quella dell'aceto balsamico tradizionale, dell'aceto balsamico è diventata un'industria a tutti gli effetti e il mondo ci invidia questo prodotto che ovviamente come tutte le cose di un certo pregio e di un certo costo vengono imitate in maniera anche non buona e non valida. Vediamo un po' come modifica il piatto l'aceto balsamico tradizionale. Visivamente, allora visivamente regala un colore bruno, certe volte vengono messe delle piccole gocce al lato della pietanza a mo' di decorazione.
Attenzione però, se è veramente aceto balsamico tradizionale, è bene quella goccia in qualche modo inglobarla nel boccone. Olfattivamente sicuramente aumenta la parte aromatica e gustativamente è un importante condimento a quattro gusti: dolce, salato, acido, amaro. Guardate, io potrei inserire nell'aceto balsamico tradizionale, non so se vi è stato accennato, anche il gusto umami, il cosiddetto quinto gusto. Secondo me entra e anche a gamba tesa anche la parte umami nell'aceto balsamico tradizionale. Ehm, è stato accennato l'umami? Ti chiedo? Le prime lezioni sono state fatte in sala, quindi dipende forse dal relatore. So che Ah, ormai ok. comunque se ne parla come quinto gusto, quinta sensazione, diciamo Sì, ormai non sì, è... a titolo di curiosità, adesso guardate, i gusti sono tantissimi, eh. Abbiamo sforato abbondantemente il numero 5. Sono entrati l'acqua, il cucumi, l'amidoso. Questa è una parte che sta procedendo veramente in maniera importante. Però l'umami per noi è un gusto che può essere citato. Questo quinto gusto, a titolo di curiosità, è stato scoperto addirittura nel 1907 dal professor Ikeda, un professore giapponese. È stato codificato nel 1985 in un congresso alle Hawaii e adesso si sta studiando in maniera importante. E il gusto che ricorda in qualche modo il sapido, però guardate anche un gusto morbido tutto sommato, è il gusto che si trova fondamentalmente nel glutammato di sodio, quindi nel dado da brodo. Lo ritroviamo nella salsa di soia ed è uno dei gusti che di più piace agli umani e probabilmente piace di più perché è uno dei due sapori del latte materno. Il latte materno è fondamentalmente dolce e umami e quindi è una specie di imprinting che noi abbiamo e che ci accompagna nelle piacevolezze per tutta la vita. L'aceto balsamico tradizionale ovviamente aumenta anch'esso la persistenza gusto-olfattiva, quindi nelle percezioni multisensoriali. Vediamo un po' un risotto con l'aceto balsamico tradizionale, un parmigiano con l'aceto balsamico tradizionale. Che cosa potremmo abbinare in questo caso, in questi due casi? Guardate, qui potremmo anche pensare di andare su un vino con presenza di effervescenza perché soprattutto nel caso del parmigiano abbiamo una buona presenza di grassezza. L'importante però è che questo spumante abbia una acidità non tanto spiccata e abbia comunque una buona morbidezza, perché comunque ci sarà presenza di sapidità, leggerissima tendenza a marognola e comunque anche una leggera tendenza acida. Domande? Nessuna domanda. Nessuna domanda? Sei evidentemente fin troppo chiara. Ah, beh, vabbè, allora va bene. Al momento non c'è nessuna domanda, no, no, tranquilla. Bene, allora eccolo il gelato con l'aceto balsamico tradizionale, vedete quel beccuccio che fa sì che diventi quasi un contagocce nel momento in cui viene versato. Ottimo da degustare,
Però guardate, avremo molta difficoltà a fare questi abbinamenti perché con i gelati diciamo che l'abbinamento è decisamente difficile. Bene, chiudiamo con quelle che sono le erbe aromatiche e per le erbe aromatiche vorrei evitare di fare un elenco con le varie caratteristiche organolettiche. Perché? Perché sono veramente tantissime, è un panorama infinito. In Italia le erbe aromatiche nella nostra cucina tradizionale, nella nostra cucina mediterranea, vengono utilizzate moltissimo. Adesso abbiamo però anche la possibilità di utilizzare erbe che vengono anche da paesi lontani e considerate che oltre alle erbe aromatiche, quello che arricchisce il piatto in maniera importante è la parte delle spezie e della speziatura. Le erbe aromatiche aggiungono al piatto aromaticità, guardate a volte tendenza amarognola, pensate ad esempio a quello che è l'ago del rosmarino dopo che è stato cucinato, quindi quella leggera tendenza amarognola, sicuramente anche le erbe aromatiche modificano la persistenza gusto-olfattiva. Passiamo adesso alle spezie che visivamente danno quel tocco in più. Pensate soltanto ad esempio allo zafferano. Ecco, piccola curiosità, lo zafferano ad esempio è sicuramente già lo saprete perché siete al terzo livello, comunque è un marcatore dei vini muffati. Abbiamo una intensità e una complessità che ovviamente devono in qualche modo essere amplificate nel vino per entrare in ottima sinergia con i profumi del piatto e considerate che gustativamente le spezie possono dare una parte, guardate, io quando scrivo gustativamente, gusto lo intendo in senso lato, cioè non esclusivamente relegato alla parte dei sapori, tout court, ma un gustativamente più allargato, quello che gli inglesi chiamano flavor, per intenderci, che quindi racchiude la parte tattile, la parte olfattiva e la parte gustativa. Possono dare sapidità e anche umami, tendenza dolce. Guardate, la tendenza dolce può addirittura essere considerata nelle spezie che vengono utilizzate nei dolci per aumentare la dolcezza. Se vi dovessero presentare due ciambelle, il classico ciambellone che si utilizza a colazione, in cui fatti in maniera perfettamente identica, ma in uno è stato messo la vaniglia, oppure basta anche soltanto una spruzzata di zucchero vanigliato sulla superficie, però in questo caso c'è la parte zuccherina che aumenta, lasciamo perdere lo zucchero vanigliato, in effetti ho detto una cosa sbagliata, considerate solo la vaniglia inserita nell'impasto. Bene, che cosa accade? Accade che la nostra percezione di dolcezza con la presenza della vaniglia aumenta enormemente e quindi ci sembrerà più dolce quello che stiamo assaggiando. Guardate questa percezione che varia a seconda della temperatura e a seconda degli ingredienti utilizzati, deve essere molto presa in considerazione dal sommelier, perché potremmo andare a volte incontro
a degli inganni di tipo percettivo. Noi dobbiamo saperlo, poi dobbiamo comunque misurare il percepito, però dobbiamo sapere che cosa influenza il nostro percepito. A volte possono dare anche piccantezza. Bene, diciamo che abbiamo terminato la parte della lezione. In pochi minuti vorrei vedere quello che è stato il nostro vocabolario, quindi le varie parole che magari non conoscevamo prima e che da oggi dovremmo inserire nel nostro lessico. Cultivar è la specie, è l'equivalente dell'olivo, è l'equivalente del vitigno per quanto riguarda la nostra amata uva. Extravergine, chiamato Evo, avete visto che incredibile differenza c'è tra l'extravergine e l'olio di oliva semplice. Abbiamo proprio filiere diverse, una esclusivamente di tipo meccanico, fisico, e un'altra invece che è di tipo chimico. Abbiamo visto che cos'è un panel. Guardate voi, la prossima volta che vi incontrerete durante la cena didattica, formate un panel. Siete un gruppo di giudici che fanno delle degustazioni. Il panel test è il test che viene fatto da questi giudici nelle camere di commercio per far sì che l'olio possa entrare in commercio con la dicitura extravergine. Vi ricordo che nel panel test l'olio deve avere la mediana a 0, quindi più della metà dei giudici deve dire che quell'olio non ha difetti e deve avere anche dei pregi. La brucatura è la raccolta delle olive fatta a mano. Le molazze sono quelle enormi, quegli enormi strumenti che servono praticamente per molire le olive. I fiscoli, che sono quei dischi per il metodo tradizionale, considerate che quanto prima questi fiscoli non esisteranno più. La frangitura, che è la molitura quando viene fatta con le molazze e la frangitura quando viene fatta per il metodo continuo con i martelli o con i dischi, la gramolatura, che è la rimescolatura di questa pasta di olive. I 3 difetti dell'olio extravergine più importanti, che sono il riscaldo di tipo fermentativo, il rancido di tipo ossidativo e l'avvinato. Guardate, l'avvinato è un difetto che noi sommelieri conosciamo subito nell'olio. Perché? Perché è un po', è come se fosse un po' vino, un po' quasi aceto, insomma ha quella particolare quasi vinosità che ovviamente non appartiene minimamente all'olio, che deve essere rigorosamente vegetale, fresco. Per quanto riguarda l'aceto, abbiamo visto che cosa significa tradizionale, questo prodotto straordinario che impiega almeno 12 anni per poter arrivare sulle nostre tavole. Ecco, una cosa che non vi ho detto prima: da circa 100 litri di mosto noi otteniamo sì e no 3 litri di aceto balsamico tradizionale. Abbiamo visto la differenza che c'è con il balsamico normale, che viene ottenuto anche da aceto di vino e da mosto concentrato. Avete visto che cosa sono i vaselli, queste piccolissime botti all'interno delle acetaie, che sono di essenze diverse per far sì che l'aceto acquisisca tutti i caratteri organolettici gradevoli. Ho fatto un piccolo accenno alla reazione di Maillard per gli zuccheri contenuti nel mosto, che servono per la caramellizzazione.
Abbiamo visto quindi i condimenti, abbiamo fatto il focus decisamente più importante per l'olio evo e l'aceto balsamico tradizionale. Non dimenticate mai le influenze che questi condimenti, le erbe, le spezie generano all'interno del piatto e cerchiamo di proporre sempre degli abbinamenti validi. Considerate che la scheda, il nostro bersaglio, cambia nei valori in base alle percezioni che noi abbiamo e quindi ovviamente deve cambiare il vino nell'abbinamento. Guardate che gli abbinamenti sono un'incredibile incognita e gli abbinamenti che noi oggi abbiamo visto non soltanto come cibo e vino, ma soprattutto all'interno del piatto, perché ingredienti diversi modificano poi alla fine il piatto e, e li dobbiamo scoprire provando, provando e riprovando. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e speriamo di vederci presto.